Si è concluso con una partecipazione strepitosa il tradizionale trofeo Scuola Nuoto Natatorium che si è svolto domenica 3 aprile e che è stato dedicato alla memoria di Giuliana Rui. È intitolata Giuliana Rui, a cui abbiamo voluto dedicare il tradizionale appuntamento in primavera con la gara sociale per gli allievi della Scuola Nuoto. Era una nostra compagna, una nostra istruttrice che è venuta a mancare lo scorso anno per una malattia e quindi abbiamo voluto dedicare questo evento, che per noi è il momento clou di tutta la nostra attività, a lei e di conseguenza la collaborazione con l'ADVAR, la Casa dei Gelsi, il centro di accoglienza per malati terminali. In questa occasione ci hanno chiesto di essere presenti qua al Natatorium di Treviso per preparare un ricco buffet per 450 bambini e i loro familiari. Noi abbiamo accolto volentieri questa iniziativa, è già il secondo anno che la facciamo e onestamente devo dire che è una cosa meravigliosa, soprattutto perché il mondo dei bambini si avvicina anche lui all'ADVAR. La giornata è stata organizzata grazie all'impegno dello staff del Natatorium e alla preziosissima collaborazione dell'ADVAR, associazione nata 22 anni fa per offrire assistenza domiciliare ai malati di cancro e che da qualche anno ha dato vita al progetto Hospice Casa dei Gelsi. È un punto di sostegno fondamentale per le famiglie che si trovano colpite da tragedie, da problemi legati a malattie terminali e non sapere dove poter sostenerli, accoglierli, accudirli nelle ultime fasi della loro esistenza. Essendo un impianto natatorio pubblico abbiamo ritenuto che come associazione sportiva sia un nostro dovere, oltre che un piacere, dedicare degli sforzi, degli impegni a consolidare quelle che sono iniziative a sostegno delle necessità sociali. Dobbiamo per forza di cose ampliare l'hospice che è diventato insufficiente ormai. Noi ospitiamo 12 persone con i loro familiari, 12 persone ammalate di tumore e abbiamo bisogno di nuove prospettive, per cui di allargare il nostro visus. Ovviamente per praticare le cure palliative che ormai facciamo già da 22 anni. Il Memorial Giuliana Rui si è articolato in 3 differenti momenti. La mattina acqua fitness, il pomeriggio spazio dedicato ai più piccoli con più di 500 bambini impegnati in gare e momenti dimostrativi in acqua e la sera i 250 adulti dei corsi di nuoto. È stata soddisfacente la partecipazione da parte delle nostre allieve, anche perché comunque era una lezione dedicata a una nostra collega e tutto l'introito andava in beneficenza all'ADVAR. Diciamo che è andato tutto bene, ci sono stati circa 45 minuti di lezione in cui si sono divertite sia le allieve che noi istruttrici. Nella prima parte del pomeriggio gli allievi più giovani e dei gruppi iniziali della scuola nuoto che hanno fatto delle gare dei 25 dorso e dei percorsi di abilità acquatica nei quali noi cerchiamo di evidenziare il significato di una scuola nuoto federale che è orientata prima di tutto a formare verso la sicurezza, l'autonomia nello stare in acqua come propedeutica per l'acquisizione delle abilità natatorie. Il programma poi prosegue nel pomeriggio con i ragazzi un pochino più grandi, più evoluti, che si cimenteranno in gare di nuoto e nella serata ci saranno le gare destinate agli allievi dei corsi per adulti.